Tenta l'affondo con una coltellata. Storia di degrado in Viale Trieste, a Vicenza. Succede tutto improvvisamente, la sera, accanto a un locale. Un marocchino avrebbe seminato il panico e cercato di accoltellare un funzionario della Guardia di Finanza, poi avrebbe tentato la fuga su un monopattino. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato all'aggressione. Le forze dell'ordine sarebbero intervenute dopo essere state allertate da alcuni cittadini che avrebbero subito minacce con una spranga dallo straniero. Tra i presenti ci sarebbe stato anche il finanziere, pare fuori servizio, che sarebbe intervenuto per cercare di riportare la calma, subendo invece la reazione violenta dell'immigrato. Fortunatamente i fendenti col coltello non sarebbero andati a segno, ma il funzionario delle Fiamme Gialle sarebbe stato colpito con calci e pugni. La dinamica dell'episodio dovrà essere vagliata dall'autorità giudiziaria. Sta di fatto che il finanziere sarebbe ricoverato in ospedale, mentre il magrebino sarebbe fuggito col monopattino verso il centro storico. Si è subito scatenata la caccia all'uomo da parte delle Fiamme Gialle, coadiuvate dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale. Lo straniero è stato intercettato, bloccato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Aggressore che avrebbe anche accusato un malore, forse per aver ingerito della droga. Fatto sta che l'immigrato sarebbe conosciuto alle forze dell'ordine e adesso la questione della violenza, dello spaccio, del degrado è diventata insopportabile per chi vive e lavora a Vicenza. La questione va affrontata anche a livello politico e istituzionale. Voglio esprimere la mia solidarietà e vicinanza all'agente della Guardia di Finanza che è stato oggetto del tentativo di accoltellamento, ma anche ringraziarlo perché è intervenuto fuori dall'orario di lavoro, dall'orario di servizio, segno di una dedizione e di un'attenzione fortissima. E poi un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono intervenute ieri e che hanno già arrestato il responsabile di questo atto gravissimo. Non ci può essere tolleranza alcuna nei confronti di chi si macchia di reati come questo.